Innanzitutto buongiorno a tutti, siamo alla prima conferenza stampa del Movimento Indipendenza Veneta. La parola stessa ovviamente è una garanzia. Il nostro movimento da sempre ha come unico obiettivo quello di perseguire l'indipendenza del Veneto. A differenza anche di altre forze politiche che cavalcano questo come cavallo di battaglia elettorale, noi abbiamo solamente un obiettivo ben definito. L'abbiamo battezzato io e il leader qui al mio fianco, Alessio Morosini, come il movimento delle 3C di chiarezza, coerenza e credibilità. Non sono certo virtù che si trovano in tanti altri partiti, specialmente i partiti italiani. Noi vogliamo dare chiarezza al popolo veneto e vogliamo fare in modo che l'indipendenza arrivi quanto prima. Come sapete, la proposta di legge 342 giace nei cassetti del Consiglio regionale da diversi mesi, anzi ormai siamo già arrivati all'anno, e noi stiamo spingendo ancora adesso, che ci siamo dati un obiettivo, con le 100.000 petizioni da far firmare al popolo veneto, petizioni che sono state fatte in un modo particolare, dove invitiamo le persone a firmare ciascuno un proprio modulo, perché vogliamo dare importanza di questo grande messaggio, l'ennesimo atto politico di indipendenza veneta, perché ormai il popolo veneto non ne può veramente più. Siamo arrivati ormai allo stremo delle forze, le nostre aziende stanno fallendo e ogni giorno apriamo la pagina dei giornali per vedere l'ennesimo suicidio che noi abbiamo definito omicidio di Stato, ed è una situazione intollerabile. Se pensiamo che il Veneto, come già detto e ribadito in quasi tutte le nostre serate, ha un residuo fiscale di 20 miliardi, se poi sommiamo anche i 9 miliardi di interessi passivi per un debito pubblico che non abbiamo certo concorso a fare noi, sono 30 miliardi che noi regaliamo da diversi anni a questo Stato. E ci fa un po' tristezza vedere anche il governatore Zaia che va a chiedere l'elemosina col cappello in mano per avere 9 milioni di euro per mettere a posto qualcosa. Noi sappiamo bene, e questo è un argomento sul quale bisogna riflettere, che per sistemare il bacino idrogeologico del Veneto, dico un esempio, servirebbero 3 miliardi di euro e noi siamo qui a elemosinare i 9 milioni e quasi ne siamo contenti. La Regione Veneto solamente nell'ultimo anno, per pagare i debiti che aveva contratto con le imprese, ha dovuto chiedere in prestito 1,5 miliardi di euro allo Stato italiano, pur avendo questi soldi in cassa e pagando 70 milioni di interessi passivi. Allora c'è poco da essere contenti quando riusciamo a strappare 9 milioni per tappare qualche buca di asfalto. Questo riteniamo ormai che siamo arrivati veramente alla fine, siamo andati oltre ogni limite. Noi adesso vogliamo non solo l'approvazione della 342, ma ci impegneremo con tutte le forze perché qualora il governo italiano impugnasse la 342 davanti alla Corte Costituzionale, comunque si proceda per indire il referendum. Lo vogliamo con tutta la forza. Ecco, questa è probabilmente la cosa che ci distingue da tutti gli altri. Il nostro movimento vuole l'indipendenza, vuole innanzitutto il referendum, perché è giusto dare al popolo veneto la facoltà di esprimersi. È un esempio di democrazia, come l'abbiamo ribadito più volte, è una consultazione referendaria, l'atto più alto di democrazia che si possa avere. E di solito uno Stato debole fa il forte con i deboli. Ecco perché non ci meraviglieremo se impugneranno questo referendum. Non possiamo aspettarci certo che lasciano andare via una regione come la nostra in modo così facile, ma noi lotteremo perché siamo stanchi che il sangue dei veneti venga versato per pagare degli stipendi o esosi, come possiamo vedere in questi tempi anche della pubblica amministrazione italiana, e che non si trovino i soldi magari per gli esodati o per le pensioni da 400 euro al mese, ma sia estremamente facile pagare pensioni da 300-400 mila euro l'anno per qualche nostro parlamentare che di Veneto non ha nulla
o per i nostri amici della pubblica amministrazione funzionari che hanno visto crescere negli ultimi 2 anni il loro stipendio del 30%, alla faccia della spending review. Noi di questo siamo veramente stanchi. Sappiamo che abbiamo fatto un percorso che è fondato sul pragmatismo e su delle leggi ben fondate. Si parla anche nella legge 340 del 71 di autogoverno del popolo veneto. Pertanto abbiamo un'arma in più rispetto a tante altre regioni, come ad esempio la Lombardia, che non può vantare questo status di popolo. E a maggior ragione dobbiamo credere in noi stessi, abbiamo l'assoluto bisogno di avere l'appoggio di tutti i veneti. Credo che oggi siamo arrivati a una percentuale che supera il 70% di quelli che di coloro che tranquillamente a una domanda chiara che noi facciamo: vuoi che il Veneto diventi una repubblica sovrana e indipendente, metterebbero tranquillamente il sì. Assolutamente abbiamo bisogno di salvare la nostra gente e chiediamo l'aiuto del popolo veneto. Grazie. A supporto di questo abbiamo fatto infatti questa petizione, ripeto, possiamo anche avere, e ci chiediamo come l'obiettivo delle 100.000 firme che poi appena in nostro possesso presenteremo a Palazzo Ferrofini.